Fatto è un drammatico fatto. Lei, il ministro degli interni, è attesa a Racalmuto il martedì dopo il lunedì di Pasquetta. Anna Maria Cancellieri, romana, 68 anni, alle ore 11 del 10 aprile sarà al Paese della Ragione e visiterà la tomba di Leonardo Sciascia. Una tappa irrinunciabile, come lo è stata per il Presidente della Repubblica il 24 maggio del 2009. In quel tempo a ricevere il capo dello Stato fu il comune adesso decaduto per infiltrazioni mafiose e Giorgio Napolitano ha firmato il decreto che nomina i 3 commissari a cui sono affidate le redini comunali per 18 mesi, prorogabili per altri 6 mesi, il corso e il ricorso della storia. Il triumvirato racalmutese è composto da lei, il prefetto Gabriella Tramonti, poi lui, il viceprefetto Enrico Galeani ed il funzionario del Ministero degli Interni Emilio Saverio Buda. Sono loro i 3 commissari che subentrano virtualmente ai 3 commissari prefettizi protagonisti dell'accesso antimafia e autori della relazione che ha istruito la pratica dello scioglimento: il viceprefetto Nicola Diomede, il capitano dei carabinieri Nicolò Pisciotta e il capitano della Guardia di Finanza Carmelo D'Andrea. Il ministro Anna Maria Cancellieri sarà accompagnata dal neo presidente di Confindustria Sicilia, appena eletto Antonello Montante. La tomba e anche la Fondazione Sciascia, poi visita al Circolo Unione, poi l'incontro con la Commissione e la società civile. Una testimonianza di presenza dello Stato per benedire il taglio del nastro ad una stagione di progresso, dove sviluppo è legalità e viceversa, come uno a condizione dell'altra.